Ci avviciniamo a grandi passi per la festività pasquale e per non farci trovare impreparati, come a volte magari siamo arrivati proprio l'ultimo mercoledì prima di Pasqua, adesso abbiamo un po' anticipato e come vedrete tra un po', quando il nostro regista allargherà l'immagine, siamo già pronti per parlare di questo importante appuntamento, perché Pasqua per noi, oltre naturalmente al grandissimo significato religioso, porta con sé tantissime tradizioni dal punto di vista gastronomico in questo caso e nel particolare dei nostri ospiti. E poi prima di iniziare anche noi vogliamo fare gli auguri alla Polizia di Stato. Il 10 di aprile è la festa della Polizia di Stato, 167° anniversario, quindi diciamo che anche noi ci uniamo a tutto quello che è stato ed è il mondo italiano e non solo, di tutte le professioni che si sono unite accanto a questa importante istituzione, baluardo di sicurezza e di legalità. In provincia di Agrigento è stata la piazza Cavour di Favara ad ospitare questa importante manifestazione e anche noi al questore Iraci e a tutta la Polizia di Stato vadano i nostri migliori auguri e in bocca al lupo affinché possano lavorare in serenità, ma soprattutto per la nostra serenità. Ma ritorniamo a Target. In tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale l'LCN 92 del digitale terrestre e anche naturalmente in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. abbiamo anche una finestra dedicata dove inseriamo naturalmente tutte le puntate che potete vedere, rivedere se magari non riuscite a farlo durante le normali ore di trasmissione. Oggi parleremo, come vi dicevo, sicuramente di Pasqua, di alcune manifestazioni importanti che la nostra provincia prepara in questo periodo anche nel campo della legalità. Parleremo anche di teatro, non lasceremo mai da parte, come facciamo sempre, anche un accenno a quello che è un argomento sul sociale, sul volontariato, insomma su tutte quelle piccole grandi cose che fanno grande e importante il nostro territorio. Bene, allora passo subito a presentare gli ospiti della puntata odierna. Iniziamo da Lillo Montaperto, lui è il promotore di un'associazione teatrale proprio di recente nascita, si chiama L'Uno completa l'altro ed è assieme a Nancy Mannino, anche lei fa parte di questa bellissima realtà, ne è anche come Lillo attrice, ha fatto l'adattamento del testo, insomma diciamo che ci parleranno di una delle figure più importanti di quella che è la mitologia siciliana, ovvero Colapesce. Proseguiamo, dicevamo impegno sociale, dicevamo legalità. Lui è Salvatore Capodicasa, è l'assessore comunale al comune di Joppolo Giangaxio, che proprio il 12 aprile propone la 5ª edizione della marcia per ricordare. L'impegno sociale continua. Lei è Giusy Fabio, è la referente siciliana di AISF, ovvero Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. Sì. E poi continuiamo con quel bell'angolino lì, pregherei Lillo di inquadrarli tutte e tre assieme. Loro sono Antonio Moscato, è il presidente della Proloco Castello di Favara, assieme al docente chef Angelo Trupia, vicepresidente dell'Associazione Cuochi Agrigento intitolata a Salvatore Schifano, e a completare il trio c'è Floriana Infantino, lei è una past lady chef. Con loro, insomma, lo vedete già, parleremo del famoso agnello pasquale di Favara, ma anche del pane, un modo particolare di fare il pane nel periodo di Pasqua, e poi anche di una rivalutazione. Antonio Moscato, insomma, e anche Angelo ci studiano da tanto tempo sui grani antichi che devono ritornare ad essere, insomma, patrimonio nostro, perché insomma sto grano del Canada lo dobbiamo buttare, o no? Antonio, il microfono.
eravamo il granaio d'Italia e ci prendiamo il grano del Canada. Possiamo tornarci, ma con un prodotto d'eccellenza, un prodotto che può soddisfare sicuramente le nostre esigenze, e questo dobbiamo fare. Quindi dobbiamo educarci un po' tutti noi a mangiare meglio, a mangiare più sano, e c'è la possibilità. La Sicilia ancora può salvarsi anche se c'è un'emergenza ambientale. Ma non è che col grano facciamo come le altre nostre produzioni, cioè quelle cose migliori le esportiamo e poi importiamo le arance della Spagna o del Marocco e quelle della Conca d'Oro le esportiamo fuori. Siamo famosi per questo, ma all'estero riusciamo a dare il meglio di noi. Nella nostra isola purtroppo ancora paghiamo un deficit, un gap enorme, dobbiamo amarla un po' di più. Chef, riappropriamoci di quelle che sono le nostre tradizioni, no? Sicuramente, perché lavorare grani antichi si fa un passettino indietro col tempo, molto piacevole lavorarli, formare i nostri alunni, formare i ragazzini, i bambini delle scuole. Con Antonio abbiamo già avuto queste esperienze negli anni passati, continueremo a farle, a portarle avanti. Un nome di grano antico su tutti? Timilia, Perciasacchi, Rossello. Non dimentichiamo tutti del nostro territorio. Tutti del nostro territorio, ma ci tengo a sottolineare un grano tenero siciliano che è la Maiorca, per cui potrebbe anche essere utilizzata e ritornare un pochettino a utilizzarla come si faceva un tempo. La nostra Lady Chef invece, Floriana Infantino, ci parlerà dell'agnello pasquale, insomma il dolce per eccellenza non solo di Favara, ma lo stiamo facendo conoscere in tutto il mondo, vero Floriana? Sì. Poi manipolerai? Ci farai vedere certo, come si fa l'agnello. Ne abbiamo già uno pronto, però quello lo vediamo dopo, perché vogliamo proprio vedere come si procede nel preparare questo meraviglioso dolce. C'era Giussi Fabio invece che la sentivo e la vedevo, che cosa? Odorare questa fragranza di pane? Sto godendo proprio di questo profumo che è fantastico, infatti ho proprio desiderio di assaggiarlo, è ottimo veramente. No, ce lo farà assaggiare sicuramente, ci mancherebbe altro. C'è una particolarità, non solo è buono ed è fatto con i grani antichi, anche questo lì lo abbiamo inquadrato il nostro pane, sì, vero? Si adopera il Perciasacchi, è un esperimento con questo tipo di pani nella tradizione pasquale, i panarelli, ne parleremo in appresso, ma è cotto con il forno a legna. Ah, ecco, per questo la fragranza un po' più... Scusa Giuseppe, sì. Completo è quello che ha detto Antonio in questo momento. È usato lievito madre. Ecco, la prelibatezza in assoluto. Giuseppe Fabio invece è la referente dell'AISF. Ce ne vuoi parlare così brevemente, proprio sì. 30 secondi per accennare all'associazione? AISF è l'associazione italiana sindrome fibromialgica, l'associazione a livello nazionale ma con delle sezioni locali dislocate in tutto il territorio nazionale, che si occupa di supportare, sostenere a 360 gradi il paziente fibromialgico. Sarebbe? La per gli ignoranti come me? La mialgia capisco che è ai muscoli, no? Sì, purtroppo è una sindrome da sensibilizzazione centrale caratterizzata da un'alterazione di neurocircuiti, quelli soprattutto preposti alla percezione e trasmissione del dolore. La caratteristica di questa malattia è un dolore muscoloscheletrico cronico, e per cronico intendo quando il dolore è più da 3 mesi che non ti lascia, e non lascia né durante la giornata né durante la notte, con dei crampi lancinanti. E non si può attenuare? Ahimè c'è poco da fare ancora, c'è qualche studio che sta portando avanti delle terapie innovative come la camera iperbarica, come la cannabis terapeutica, che stanno dando degli ottimi risultati, ma ad oggi non c'è una vera e propria terapia. I disturbi sono comunque molteplici, il dolore è il classico, è il principale sintomo, ma c'è un'astenia cronica importante, ci sono disturbi del sonno, disturbi cognitivi, e proprio questa alterazione del neurocircuiti, una malattia, chiamiamola fastidiosa, insomma, invalidante. Direi. Ne parleremo più approfonditamente. Conosciamo anche Salvatore Capodicasa, assessore al comune di Joppolo Giancazio. Dicevamo il 12 aprile già siete pronti per questa marcia? Sì, tutto è pronto, abbiamo convocato delle scuole e le scuole ci hanno dato molte scuole della provincia di Agrigento ci hanno dato la loro adesione, verranno da Sciacca, verranno da Bivona, da Palma di Montechiaro, ci saranno le scuole medie, le scuole superiori. Per ricordare che cosa? Ricordare le vittime della mafia, cioè praticamente è una marcia che si fa per il 5º anno, questo è il patrocinio della Regione Sicilia, il Presidente della Regione Sicilia, il patrocinio del Prefetto di Agrigento e il patrocinio anche del Provveditorato degli Studi di Agrigento. Poco fa si parlava di scuole
e praticamente noi puntiamo proprio sulle scuole. È nata 5 anni fa da una iniziativa dell'amministrazione comunale insieme alla scuola di Oppolo, hanno preparato questa manifestazione in occasione di una serie di attacchi ad amministratori pubblici. Nel corso degli anni poi ha cambiato sempre tema. Quest'anno quindi sia alla legalità, no alla mafia. Sia alla legalità, no alla mafia. Noi abbiamo avuto altre manifestazioni di questo tipo nel nostro comune. Abbiamo ospitato a novembre la cittadella della legalità, è un tema simile a questo. Poi 10 giorni fa è venuto Angelo Corbo, che era un sopravvissuto della scorta di Falcone, quindi ha presentato il suo libro. Importante testimonianza. Importante testimonianza. Ne parleremo durante il corso della nostra trasmissione. Adesso parliamo di questa nuova bella realtà, diciamo nuova, che ha però radici profonde. Lillo Montaperto. Allora, intanto diciamo che è una nuova realtà che nasce in seno ad una realtà già storica, che è il centro culturale Guttuso. Nasce all'interno appunto del centro culturale Guttuso per ampliare quelle che sono le attività che da anni esercita lo stesso centro sul territorio non solo favarese ma a livello anche regionale, e mi permetto di dire anche forse a livello interregionale. E il tuo Zambino ha fatto sì che sia il teatro in prima posizione. Esatto, siccome dico da sempre come dire, sono stato innamorato del teatro, della comunicazione, del dare per ricevere o il ricevere per il dare, e il teatro ritengo che sia il migliore strumento di comunicazione, e quindi come dire, essendo stato coinvolto affettuosamente, e porto presente i saluti da parte della presidente Lina Urso Gucciardino, che non è qui presente ma che comunque mi ha delegato personalmente a portare i saluti. E dicevo, nasce questa branca all'interno del centro Guttuso appunto per ampliare le attività. Perché l'uno completa l'altro? L'uno completa l'altro, appunto, nasce così. È stato un termine coniato nella prima edizione, quando abbiamo presentato la leggenda di Colapesce. Coniato è venuto quasi estemporaneamente, quasi per illuminazione da parte di chissà di chi, per dire l'uno completa l'altro, cioè a dire l'associazione Guttuso completa noi e noi completiamo con la Guttuso, e quindi a questo punto sinergicamente si è voluto dare vita a questa nuova realtà. Nenzi, perché avete scelto Colapesce per presentarvi al pubblico? Già era successo durante la manifestazione del premio Buttitta? Allora, credo che ci sia anche un fattore affettivo, anche perché dopo la proposta del nostro carissimo Lillo Montaperto, che è il regista della commedia, c'era anche il mio fattore emotivo, perché questa è una leggenda che riguarda un po' il settore orientale della Sicilia, per cui proprio l'ho abbracciata questa cosa. Insieme a Lucia Milì abbiamo riadattato il testo. Non esiste un vero e proprio testo nel campo della commedia. Certo, non c'è un romanzo già sceneggiato? No, bisogna assolutamente attingere a diverse tradizioni. Sono stata molto aiutata naturalmente dalla bravura di Lucia Milia nel dialettare in dialetto, perché per me era impossibile, avrei continuato a scrivere nel mio dialetto catanese, però devo dire che Colapesce è anima di tutti i siciliani, perché Colapesce è quella persona siciliana che grazie al suo eroismo innato, perché sentimento verso la propria patria, salva gli altri. Ma è ancora giù a tenere una delle gambe? Sì, sicuramente sì, perché ogni tanto barcolla, lui lascia lì la presa e va a trovare la sua costanza sulla terraferma. Bene, parleremo di questa bellissima tradizione, insomma veramente una delle mitologie più importanti della Sicilia. Allora Antonio, ritorniamo a... che cosa? Iniziamo col pane o iniziamo con l'agnello? Che dici? Ma scegliete voi. Io inizierei col pane, dai. Il pane sì. Ha una tradizione importante, non solo a Favara ma in tutta la nostra regione. Insomma, noi ne potevo mangiare pane schitto, nel senso, cioè, per chi non ci capisce, senza niente già è un pasto completo. Mandiamo quel contributo nostro, quel sì, breve abbiamo filmato. Anche un video sul pane, dovrebbe essere il filmato numero 2, Piero, grazie. Sì, un breve filmato fa riferimento a un vecchio progetto di 5 anni fa, laddove abbiamo attenzionato i grani antichi. Eravamo dentro a un istituto, una scuola, con diversi soggetti coinvolti, tra cui
l'ASP, abbiamo coinvolto il Comune, abbiamo insomma coinvolto tutti gli attori, l'Istituto Alberghiero allora, e con Angelo sempre in duplice veste. Da lì partiamo con le sementi antiche, però abbiamo recuperato uno spazio e fatto un'azione educativa nei confronti dei ragazzi. Abbiamo fatto la semina, come vedete dal filmato, con i vecchi metodi. Ringrazio il Maneggio San Benedetto ancora che ci ha messo a disposizione gli animali e tutti gli attrezzi, e i ragazzi il giorno di Santa Lucia hanno assistito a questa semina, ma poi si è andata avanti fino ad arrivare alla mietitura. Quindi ovviamente bisogna insistere su quello che è una dimostrazione per un filmato, insomma. Assolutamente, è un progetto, tutto il processo un anno intero, e all'interno abbiamo avuto momenti di formazione, quindi con un riferimento storico, un nostro associato, il dottore Riotta, agronomo, lui allora di Aragona con Carmelo Rinaldo, insomma tutte persone specializzate, perché con i grani antichi è qualcosa di delicato. L'aspetto tecnico lo devono gestire i tecnici, a noi interessa promuovere quello che è l'aspetto culturale e che ci sia ovviamente un mercato che possa reggere. Che tipologia di grano avete? Lì abbiamo messo Tumminia, Perciasacchi, 3 qualità e Rossello. Come vedete lì è uno spazio che era completamente abbandonato, peccato che non si dà continuità. Le scuole sono sì centro di propulsione, ma spesso hanno un problema di memoria nel portare avanti le attività, parlo da docente, nel senso che bisogna strutturare le iniziative e poi portarle avanti nel tempo. Come vedete lì c'è stato proprio un momento con un vecchio contadino che ripropone i sistemi per raccogliere e mettere il grano a posto con i fasci. Ma tornando a noi, ovvio che per trovare un mercato significativo, in 3 minuti abbiamo concentrato tutto il lavoro, mietitura a mano, e dietro ogni chicco, vedete, anche i ragazzi hanno partecipato. Allora l'istituto professionale ha messo a disposizione i ragazzi, le spighe, vedete, con una tecnica particolare. Lì questi sono contadini di professione, questi invece sono ragazzi, sono cimentati in modo meraviglioso. Quindi c'è spazio per diventare un mercato importante, per fruirne noi a livello di salute. Sicuramente c'è una rivalutazione anche grazie all'operato della Proloco Castello e delle altre associazioni che in Sicilia si spendono per questa tradizione. Angelo, ma perché il pane fatto con questo grano è più buono? Perché è più buono? Semplicemente perché noi oggi dobbiamo cercare di mettere dei prodotti, la salute a tavola. Quindi noi siamo dei professionisti. Il pane è più buono perché ha una lavorazione diversa da essere raffinato, troppo raffinato, quindi una presenza di zuccheri maggiore, per cui oggi noi dobbiamo stare attenti a intolleranze varie, dobbiamo stare attenti a un prodotto, diciamo, di qualità e quello che ci mettiamo sulla terra pure. Certo, partendo pesticidi vari, insomma, io guardando la semina, guardando le immagini in questo momento, questi sono dei grani che vanno seminati anche in tardo autunno e inverno, proprio appunto per evitare anche i contadini evitavano, parlando di anticamente non era meccanizzato come oggi, per cui potevano lavorare poi in periodi dove le piogge venivano a scarseggiare un attimino, potevano seminare. Infatti abbiamo delle varietà che vengono seminate addirittura a gennaio. Antonio, scusa, come hanno raccolto questa vostra iniziativa gli studenti, insomma? Gli studenti, ripeto, quindi il gruppo di progetto, le classi coinvolte sicuramente bene, con entusiasmo. Poi bisogna vedere se si riesce con l'educazione alimentare a continuare, perché ricordiamoci che uno scoglio ancora più consistente, e qui ritorno a tirare in ballo studenti o non studenti, sono le famiglie. Chi va a fare la spesa non sono i ragazzi, purtroppo non sono abituati a farlo, siamo noi, sono i genitori, e quindi bisogna capire, saper leggere un'etichetta, saper scegliere quello che dobbiamo mettere sulla tavola. Più che l'etichetta noi guardiamo il prezzo, no? Faccio un mea colpa, nel senso che guardate, a volte si compra il prodotto meno caro. Questo tipo di pane tu lo puoi mangiare dopo 2 o 3 giorni senza problemi, è realmente forse è più buono, è più buono, si può mangiare tranquillamente. Tornando a prima, nessun pesticida è stato utilizzato durante quella sperimentazione, tant'è che la resa
non è Ma così in Sicilia elevata. ci sono campi, diciamo così, vasti, coltivati con questi metodi antichi? Sui Ci possiamo metodi, fidare, ecco. sui metodi antichi non ci giurerei, comunque si torna, ovviamente c'è una via, un compromesso, si possono adoperare sicuramente altri strumenti per tirar su il grano, moderni, però l'importante è che insomma, però trovare un la chimica equilibrio, si mette un po' da parte. un equilibrio. Pagare il 30-40% in più in pane, però che sia di qualità, lo consiglio a tutti, non lo butti via, e soprattutto la reazione interna è tutt'altra cosa. Angelo, io ti ho annunciato, insomma, ti conoscono sicuramente i nostri telespettatori per le tue grandi doti professionali, sia di chef che di docente, ma sei anche il vicepresidente dell'associazione Cuochi Agrigento, che avete voluto intitolare a Salvatore Schifano. Ce ne vuoi parlare? Sì, con piacere, perché oggi io mi sento con una grossa responsabilità. Ovvio, porto i saluti del nuovo presidente, del neoeletto presidente Vincenzo Di Palma, è un lampedusano, un bravissimo chef, ma noi abbiamo una grossa responsabilità come associazione, quella di portare appunto il nome di Salvatore Schifano, che per noi continua ad essere un esempio. Non dimentichiamo tutti i vari presidenti, che ovvio non sto qui ad elencare, che ci hanno preceduto, diciamo, a guidare questa associazione. È una bellissima realtà, noi la viviamo con entusiasmo, diciamo sempre che facciamo parte di questa bella famiglia, a indossare questa giacca, a indossare questa divisa. E io so che non è soltanto, insomma, un'associazione per dire i cuochi stiamo insieme, ma è un'associazione che propone anche e soprattutto il buon mangiare. Sì, propone il buon mangiare, oggi più di prima, ci stiamo provando a dare qualità e non quantità, continueremo su questo percorso, si intuisce che è la giusta via da seguire. L'associazione opera anche su altri settori nel territorio. Oggi l'associazione ha un distretto solidarietà e emergenza, per cui poco fa si faceva cenno anche di solidarietà. Noi andiamo fieri del Dipartimento di Solidarietà e Emergenza, che si è appena insediato in Sicilia. Facciamo parte noi ovvio alla Federazione Italiana Cuochi. Ma ritornando al discorso della qualità, noi stiamo mirando nel nostro territorio e abbiamo un grande vantaggio, è quello dei prodotti. I prodotti a noi ci agevolano tantissimo, bisogna solo sceglierli. Noi abbiamo un prodotto, una terra che ci può dare tutto, dove possiamo veramente mettere in pratica, ci invidiano gli altri. Non ultimo il successo è stato qualche settimana fa a Catania, dove c'è stato un Cibo Nostrum, delle manifestazioni, Cibo Nostrum, congresso nazionale, congresso regionale. E portando appunto, ne approfitto Giuseppe, sì, di parlare dei grani antichi, abbiamo solo preparato, trasformato i nostri prodotti agrigentini, quale del macco di fave, quale il pane di Timilia, dei crostini di pane di Timilia, ricotta di capra giorgintana, marmellata di arancia di Ribera. C'è stato un grande successo e sto qui a parlarne anche un po' emozionato, appunto perché c'è stato riconosciuto il valore vero e proprio e il tema azzeccato per quanto riguarda i prodotti. Una bella soddisfazione per voi che lavorate e vi spendete per questo territorio. Più tardi avremo una dimostrazione con Floriana Infantino dell'agnello pasquale, quindi preparatevi, insomma, che poi sì, vi chiamerò io quando sarà il momento di agire, insomma, ecco, di agire. Ritorniamo a Giusy Fabio, dicevamo purtroppo di questa malattia invalidante, che incidenza abbiamo qui nelle nostre parti in Sicilia? Allora, purtroppo proprio perché mancano dei centri di riferimento, fino adesso ce ne sono soltanto 2 da quando ho portato AISP nel 2016 in Sicilia. Come registro regionale non abbiamo una quotazione, possiamo considerare che viene calcolato il 3,5% della popolazione italiana, quindi diciamo che i numeri sono abbastanza alti. Vengono maggiormente colpite le donne rispetto agli uomini, ma purtroppo adesso la percentuale degli uomini sta iniziando anche a salire, forse perché se ne inizia sempre più a parlare e quindi anche gli uomini hanno il coraggio di un po' denunciare la loro situazione. E ahimè, la cosa che veramente mi rattrista e mi impietosisce da morire
e che purtroppo anche molti adolescenti adesso ne sono colpiti. Ripeto, questa è una patologia molto complicata perché appunto è una vera e propria sindrome con tantissimi sintomi, e proprio questo rende completamente difficile la diagnosi di questa patologia. In effetti non c'è un vero e proprio criterio diagnostico, è un criterio di esclusione, quindi prima bisogna escludere tutto ciò che potrebbe essere similare, per poi un bravo specialista, che di solito è il reumatologo, può identificare, facendo proprio un esame obiettivo del paziente, e fare diagnosi di fibromialgia. Quindi com'è il rapporto con le istituzioni, in questo caso con l'ASP? Ecco. Allora, spesso ci sono dei conflitti che... No, allora il nostro problema è, oltre ad avere una malattia veramente invalidante e terribile, è quello che la nostra patologia ad oggi dal sistema nazionale sanitario italiano non è riconosciuta. In tutto il resto del mondo è riconosciuta. Nel 92 l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha codificata addirittura come reumatismo extraarticolare dei tessuti molli, è una patologia esistente. Vienna c'è stato da pochissimo il congresso internazionale, a livello mondiale si studia la patologia, in Italia purtroppo non c'è nessun nomenclatore al Servizio Sanitario Nazionale, e questo fa sì che forse si che non c'è creano... nessuno ammalato, magari se ci fosse un dirigente, io non è che voglio augurare la malattia, ci mancherebbe. Allora, se uno sente su di sé questo problema devi essere colpito in prima persona per riuscire a comprendere realmente, perché questa è una patologia difficile da capire noi stessi pazienti. Io sono una paziente, oltre ad essere una referente dell'associazione, ma quindi figuriamoci chi ci osserva, chi ci sta accanto. Diciamo che io definisco la fibromialgia una malattia non personale ma sociale, e questo problema del mancato riconoscimento ci avvilisce, ci veramente chiude sempre di più a noi pazienti, perché purtroppo il fatto di essere considerati dei malati, non abbiamo un codice di esenzione. Che sia codice di esenzione per i farmaci, per le visite, sì, ma proprio quello che comporta, ecco. C'è personale sanitario che purtroppo ad oggi sostiene che la malattia è frutto della nostra mente, e questo, credetemi, per un paziente che soffre maledettamente per questo tipo di malattia, sentirsi considerato malato immaginario, malato invisibile, a volte anche malato pazzo, è deleterio. Quindi la nostra lotta come associazione, oltre a cercare di sviluppare dei percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali per i pazienti, per evitare di farli sbattere a destra e manca con un dispendio economico e di tempo impressionante. Certo. Io lo dico sempre, tutto nasce dalla mia esperienza personale. La mia diagnosi di fibromialgia è arrivata dopo ben 7 anni. In questi 7 anni ho girato il mondo, ho speso una fortuna per sentirmi sempre dire è stress, è ansia, è un problema suo mentale, quando invece ho capito e mi è stato detto che io sono una paziente malata e affetta da fibromialgia. Intanto lì ho preso coraggio, perché ho detto ecco, finalmente qualcuno mi sta dicendo che non sono pazza, conosco il mio nemico e quindi riesco ad affrontarlo. Sappiamo con chi dobbiamo ed è importante, certo. Infatti l'informazione, noi come associazione, che siamo sì un'associazione di pazienti ma supportata da medici, quindi tutto quello che diamo come informazione ai pazienti è testato scientificamente. Stiamo dando un piccolo contributo, insomma, attraverso la nostra emittente, di poter chiarire. Assolutamente, perché purtroppo ad oggi c'è gente che non sa neanche di avere la fibromialgia. E quindi diciamo in 3 anni che sono sul territorio veramente si sono ottenuti tanti risultati, adesso i medici ne parlano, ma prima di iniziare c'era il vuoto, c'era il nulla. Ripeto, noi giravamo una volta dal neurologo, una volta dal gastroenterologo, una volta dal reumatologo, senza trovare come dire, una linea verso cui potersi indirizzare correttamente per trovare quantomeno una diagnosi e anche una possibile soluzione. Perché bene, poi vorrei anche parlare con te, ma facciamo poi un altro giro, dicevi fate delle iniziative per far conoscere, per sensibilizzare, e parleremo di questo cammino che avete preparato, perché insomma, sicuramente visto che farete un po' di fatica, insomma, 9 giorni di cammino. 9 giorni di cammino, insomma, ne parleremo un po' più tardi. E a proposito di cammino, assessore capo di casa, questa marcia, dicevamo, che vede coinvolti soprattutto gli studenti, sia alla legalità, no alla mafia, per ricordare anche chi si è immolato e chi ha perso la vita, anche per noi. Sì, anche i nostri ragazzi cammineranno un bel po'. Partiranno da Raffadali,
ci saranno le scuole che arriveranno alla piazza centrale di Raffadale e poi si muoveranno verso Ioppolo, attraverseranno una stradina interna, arriveranno poi a Ioppolo dove ci saranno le varie autorità locali e militari e civili che accoglieranno questi ragazzi, e poi ci sarà l'espressione, la creatività espressiva degli studenti, che sarà sia il momento dell'accoglienza sia in un momento successivo. Una grande manifestazione che verrà, avrà anche dei momenti non direttamente di discussione soltanto. Ci sarà Paolo Zarcone che è un cantastorie, si ripercorrerà praticamente il cantastorie siciliano, che affronterà alcuni temi legati alla mafia direttamente sul palco, e poi ci saranno le autorità, il sindaco, il prefetto degli studi, il presidente della consulta. E abbiamo inteso puntare proprio sui giovani, sugli studenti, perché poco fa si diceva che è la scuola che formerà poi i ragazzi, formerà la società e quindi formerà la società del domani, e abbiamo deciso appunto di puntare sugli studenti. Un piccolo grande comune quello di Ioppolo Giangaxo. Abbiamo più volte nel corso di queste le trasmissioni target, ma anche di quella che è la programmazione di TVA, evidenziato quello che succede in un piccolo territorio come Ioppolo. Sì. Forse vi viene meglio fare bene perché siete pochi, trovate subito l'intesa. È un piccolo comune con una grande vitalità, io lo definisco in questo modo, un piccolo comune con una grande vitalità. Riusciamo ad organizzare tante belle manifestazioni, sia a carattere culturale che a carattere anche ricreativo, ma anche a carattere sociale, come in questo caso. Accoglieremo anche la delegazione che arriverà in occasione di questa manifestazione sulla fibromialgia. Faranno tappa pure a Ioppolo, quindi saranno accolti anche dal nostro comune. Arriveranno attraverso la via Francigena, quindi riusciamo a mettere assieme un bel po' di cose e riusciamo ad offrire sia alla popolazione locale, ma soprattutto all'esterno, alla popolazione provinciale, riusciamo ad offrire un bel po' di materiale, un po' di... In questo caso ci saranno pure degli interventi esterni. Avevo detto poco fa che si tratterà di una manifestazione che ha puntato lo sguardo sul giornalismo, sulle vittime di mafia, le vittime puntando lo sguardo sui giornalisti. In particolare sarà presente il figlio di Mario Francese e sarà la figura, cioè l'intervento principale sarà quello di Mario Francese. Mario Francese è una delle vittime di mafia. Ricorderanno tutte le altre vittime di mafia che ci sono state, ma soprattutto nel campo del giornalismo, perché la libera espressione del pensiero è quella che nel nostro territorio diventa importante, perché la mafia non colpisce soltanto l'aspetto economico, l'aspetto sociale, ma colpisce anche l'aspetto dell'espressione del pensiero. E purtroppo, colleghi, ce ne sono tanti che hanno perso la vita per questo. Sì, in occasione, certo, la colpa che hanno è quella per mano mafiosa, l'unica colpa che hanno è quella di far emergere appunto il malaffare, e quindi è chiaro che... Bravi a Ioppolo. Ritorniamo all'associazione, l'uno completa l'altro. Dicevamo il teatro, la comunicazione sta alla base di quelle che saranno le vostre azioni, Lillo. Sicuramente sì, uno degli obiettivi che ci prefiggiamo è quello di realizzare dei laboratori teatrali e non solo, laboratori soprattutto di comunicazione, anche con laboratori di giornalismo, dove realmente i ragazzi, ovviamente interagendo anche con le scuole, con le agenzie scolastiche e soprattutto anche coinvolgendo le famiglie, perché io ritengo che nella sostanza le agenzie di formazione, poi in un ambito di una società civile, siano fondamentalmente tre, che è la famiglia, la scuola e la chiesa. Quindi dico, nella sostanza, se si riesce a interagire bene queste tre nuclei sociali, riusciamo ad avere veramente un prodotto
un prodotto diciamo sociale che possa migliorare quella che è la condizione del domani. Quindi seminando oggi, a proposito di semina, in relazione a quello che si semina si raccoglie. Nenzi, come avete iniziato così a pensare questo lavoro di Colapesce, oltre naturalmente alla figura principale di questo ragazzo che si immola, che va giù in fondo al mare e trova uno delle colonne che reggono la Sicilia rotte, allora dice io devo stare qua? Ci siamo ritagliati i momenti liberi perché ognuno di noi lavora e quindi ha degli impegni sociali abbastanza forti, però quella passione proprio di creare, di stare insieme, di completarci, perché il titolo della nostra associazione, l'uno completa l'altro, è proprio quell'insieme di talenti, dal più piccolo al più grande. All'interno della compagnia ci troviamo pure persone che magari per la prima volta stanno salendo su quelle assicelle da teatro, quindi abbiamo ritagliato quei momenti che sono momenti di condivisione, di sogno di miglioramento. Molti ragazzini saranno con noi per questa seconda edizione. Noi abbiamo chiamato sia bambini che fanno parte del mondo scolastico, ci sono anche degli alunni miei che amano fare teatro, sia abbiamo anche chiamato delle associazioni già presenti nel territorio, tipo la Palladium o le Muse, che si occupano particolarmente di spettacolo. Ma la cosa bella è che ci siamo emozionati nel momento in cui abbiamo pensato di poter donare, perché a noi, così come la figura di Colapesce ha donato la sua vita, manderemo in beneficenza i proventi di questa manifestazione. Abbiamo proprio la buona intenzione, riparlando poi del mondo anche ecclesiastico e quindi della Chiesa, di donare anche tramite associazioni cristiano-cattoliche a chi più ha bisogno, e in questo periodo, come sappiamo, di famiglie bisognose ce ne stanno tante. Come avete cucito la storia di Colapesce, insomma, senza svelare nei particolari naturalmente quello che sarà la trama della rappresentazione teatrale, insomma, come siete riusciti a... perché io l'ho un po' studiato Colapesce, no? Nel senso, ci sono delle versioni un po' nel finale un po' diverse. Ma non teatrali, ecco. Versioni ma non teatrali. Ma non teatrali, no, no. Esiste semplicemente una storia cantata dedicata appunto ai cantastorie, e siccome parlavamo appunto riferendoci anche all'associazione, sempre facendo riferimento alla Guttuso, che ovviamente si spende per la beneficenza, quando ne abbiamo parlato, dico, assieme a Nenzi e a Lucia Milia, abbiamo detto quale migliore storia che quella che profonda e diffonde appunto il senso massimo che ognuno di noi deve avere di solidarietà, quindi Colapesce che regge la Sicilia, che regge tutti noi, e che ognuno dobbiamo reggere l'altro. E quindi è venuto fuori il testo di Cantastorie, poi con grande dedizione, devo dire, Lucia Milia e Nenzi Mannino, che è qui presente, si sono messi a cucire perché non c'è un testo teatrale, non c'è un copione. E allora, Nenzi? Assolutamente no, abbiamo praticamente tenuto conto del fatto che il personaggio di Federico II è veramente esistito, è il nostro mecenate, perché noi abbiamo le sue ossa che riposano a Palermo e che alla Sicilia ha dato tantissimo lustro dal punto di vista culturale. E poi abbiamo ricavato dalla leggenda, dalle storie tramandate da padre in figlio, storie fantastiche, perché noi sappiamo che la leggenda è una storia che sta con i piedi nella realtà e con i piedi anche nella leggenda. E da lì abbiamo cucito i due personaggi. La cosa che mi preme dire è che in questa nostra opera abbiamo voluto dare spazio al fatto che sia importante tener conto dei sentimenti. I sentimenti umani sono più importanti del potere, e in quest'opera si evince questo fatto. Federico II è stato un mecenate per la nostra terra, però aveva il senso del potere, per cui poteva comandare su tutti, poteva mandare al giogo, poteva anche donare parte del suo regno per chi avesse fatto grandi cose, ma la figura che poi emerge è quella di Colapesce, che abbandonando i suoi affetti si dona, quindi l'amore al posto del potere. Un amore che poi viene anche un po' contraccambiato, nel senso che Colapesce adesso è immortale, no? Cioè, tutti i siciliani lo ricordiamo veramente come uno dei nostri sostenitori. Dicevi, Lillo, anche del coinvolgimento delle altre realtà. Completeranno lo spettacolo? Completeranno lo spettacolo, a differenza della prima che l'abbiamo data
dicembre in occasione del premio Buttitta, l'abbiamo rivista, volendola integrare appunto per coinvolgere i bambini e altre realtà che danno sul territorio favarese e non solo, appunto coinvolgendo questi bambini, creandole quella investigazione, diciamo, di scena dove entrano con la parte di corteggiani e di popolani. Devo dire che è un risultato straordinario, perché la collaborazione, non vi nascondo che parlo con un sentimento, come dire, come strumento che lo utilizzo sempre in qualunque mia azione quotidiana. Vi devo dire che è qualcosa di straordinario vedere bambini che interagiscono con noi grandi e non solo, ma la cosa più bella è stata vedere persone che nemmeno immaginavano di poter calcare il palco e sentirsi attori assieme a noi, e devo dire che sostanzialmente tutto, e questo fa onore a loro, fa onore a noi, la stragrande maggioranza dei protagonisti di questa opera fa parte del Centro Guttuso, persone grandi e mature che mai avrebbero immaginato di poter e che si stanno scommettendo, e che si stanno scommettendo, dico. Nella sostanza, dico, è un ottimo risultato che stiamo raggiungendo. Bene, il grano antico lo abbiamo già trattato, è stato sempre un pallino assieme anche a quella che è la valorizzazione del territorio, delle mandorle, del pistacchio da parte della Proloco Castello di Favara. Antonio, insomma, un lavoro un po' duro, dà bella soddisfazione, però ogni tanto ci vogliono le bombe, insomma, per sì, Favara, come ho sempre detto negli anni, rappresenta il tutto e il contrario di tutto, punte di eccellenza con il lavoro degli amici, Lino ed altri, e poi sacche di povertà anche culturale, di approccio a quello che è la città. Però in questo contesto si può fare di tutto, è una città dinamica, pronta a scommettersi, non sta lì a guardarsi addosso per l'iniziativa privata. Diciamo che abbiamo bisogno di amarla un po' di più da un punto di vista pubblico. Noi ci battiamo non solo per quelli che sono i prodotti legati alla tradizione e alla cultura, che quindi portano anche uno sbocco nell'economia, ma soprattutto per i beni culturali. Sai benissimo le battaglie che abbiamo portato avanti negli anni. L'ultimo nostro intervento sotto la montagna Calta Faragi, il famoso bevaio saraceno, chiamato, ma non è così, ovviamente un bevaio fatto con la riforma agraria, era infestato di amianto, era completamente in disuso, l'abbiamo recuperato con l'allora collaborazione della scuola e i responsabili della Pirandello, i privati ci hanno dato una mano e quindi ci muoviamo, altro bevaio rotto da mesi all'ingresso di Favara, contrada Burgelimone, Barzolamone detto in dialetto. Io mancava un pezzo. Già 3 volte ho fatto un articolo a dire dove è finita l'acqua del Burgelamone e nessuno mi ha risposto. C'è un problema alla sorgente, che lì bisogna... Più che alla sorgente è un problema alla condotta, che ma la sorgente con un collegamento, magari possiamo approfondirla. C'è dobbiamo riportare l'acqua, è disponibile a collaborare. Dobbiamo portare l'acqua alla fontana. Quindi il nostro impegno è a 360 gradi nella pubblicazione dei libri, con Antonio Arnone un altro libro in progress. Qualche piccola battaglia che ogni tanto si perde, si vince, qualche scontro. Sì, perdiamo su un punto di vista dell'amianto e il verde pubblico, aspettiamo, ma c'è disponibilità da parte del sindaco da luglio, un incontro, perché l'amianto, così andiamo un po' anche ai problemi concreti, ha necessità di una mappatura nella nostra città come in altri comuni per poter accedere a quelli che sono i finanziamenti della regione e mettere in moto un meccanismo per smaltirlo. Alcune contrade importanti sono infestate, quello della Villa Romana, nella contrada Stefano dove insiste un'altra Villa Romana, discariche un po' ovunque. I cittadini non ce la fanno, l'istituzione dovrebbe rispondere, come succede in qualsiasi altro posto. Abbiamo confezionato una proposta, quale? Piccole quantità, tipo una vasca, un tubo fino a 100-200 kg, possono essere manipolate con dispositivi adeguati da parte del cittadino stesso e portate in discarica. Così non è oggi, perché bisogna sistemare un piano di intervento, insomma i costi per smaltire sono tantissimi, quindi ci occupiamo di ambiente, ci occupiamo di quello che è il territorio nostro. E ultima, solo un'informazione, ma torniamo poi sui grani, con un altro amico che si è così un po' interessato a quelle che sono le condizioni ambientali, Maurizio Zagarella, abbiamo deciso di promuovere una giornata per il 28 di aprile della pulizia
spiaggia di Cannatello infestata da plastica. Abbiamo avuto la disponibilità del sindaco Firetto, quindi come vede la Proloco dove può, così, insomma, dove può il castello qualche chiesa, no, proprio no, a 360 gradi. Ci siamo. Poi la Proloco Castello, insomma, che è l'istituzione principe per la promozione dell'Agnello Pasquale a Favara. Questo lo dobbiamo dire. Sì, qui si è speso tantissimo per fare questo. Lo diciamo sempre, io sono un po' affezionato, al solito devo ripetere che partorita nel 97, allora ero assessore alla cultura, e quindi con un approccio culturale, non certamente nelle attività economiche, non c'è di riflesso, e da lì non si è più fermata, e quindi anche arrivando in emergenza, come del resto stiamo lavorando in questo momento con l'amministrazione, la sagra va avanti, il programma si sta già delineando, partirà il 14, l'Agnello Pasquale, che è dei favaresi, non è dei pasticceri, questo è un prodotto della città, è dei contadini, è dei bambini, è della tradizione che si rinnova, ogni casa si anima in questo periodo. Provate ad andare in giro, il profumo di pane lo sentirete, perché anche questi, i panarella con l'uovo, si fanno ancora, ma in tutto il sud d'Italia, dalla Sicilia alla Puglia alla Calabria, si fanno in quel modo. Qualche piccola differenza, magari poi ci torniamo, ma l'Agnello Pasquale è il nostro prodotto principe, unico come caratteristiche. Angelo, allora raccontaci un po' di questo agnello e che cosa vedremo adesso, insomma, prima che Floriana inizi a manipolare mandorle e pistacchio. Facciamo un po' il riepilogo. Allora, Antonio ha già detto abbastanza per quanto riguarda la tradizione, l'Agnello Pasquale di Favara, e noi vediamo qui, abbiamo già io in gergo tecnico, una mise en place di quello che si deve fare, per cui abbiamo tutta la nostra organizzazione, ma in particolare sarà Floriana a manipolare quest'agnello, a lavorare la pasta reale, la mandorla, e la pasta reale al pistacchio. La particolarità dell'Agnello Pasquale di Favara appunto sta in questo, che l'agnello ha la pancia ripiena di pistacchio, non è tutto di pasta di mandorle, ma è di pasta di mandorle e pistacchio. Buonissima come lavorazione, ovvio, parliamo di una preparazione che va gustata, poi va assaggiata a quantità, io dico va assaggiata sempre, va consumata diciamo in questo periodo. Piero, ce lo vuoi mandare per favore, se proprio mentre parliamo dell'Agnello Pasquale l'ha portato sì, a supporto di questo. Quindi continua, sì. Stavo dicendo proprio questo, che va assaggiato, va gustato. Ovvio che abbiamo una bella presenza di zucchero, perché la lavorazione va fatta appunto con uno sciroppo tra l'unione di acqua e zucchero, che viene portata a una determinata temperatura, intorno ai 118 gradi centigradi. Dopodiché, dopo aver lavorato la mandorla, come potete vedere, si tratta, già nelle immagini lo possiamo seguire benissimo, si tratta di una mandorla pelata, quindi subisce diverse fasi di lavorazione, è un prodotto che deve seguire diversi passaggi necessari per poter arrivare a quello che poi abbiamo il prodotto finito, ovvero il proprio l'Agnello Pasquale. La mandorla, abbiamo una mandorla da rossa, viene pelata, tradizionalmente veniva ovvio e continua ad essere sempre scottata, sbollentata, va a passaggi a vapore, insomma. Abbiamo visto poi, proprio delle immagini un po' veloci su quello poi che dipende sempre in diretta, sì, io vado un po' più veloce, diciamo, a chiudere i vari passaggi. Poi abbiamo la mandorla bianca, viene fatta asciugare più di un giorno, va fatta asciugare bene, perché non ci deve essere percentuale di acqua, ma deve rimanere solo mandorlo. Dopodiché viene lavorata e preciso un passaggio: non deve essere farina di mandorla, ma deve essere mandorla lavorata, ovvio, frullata, magari che macinata. il raffinatore viene un po' più fino come con pasta, il raffinatore, c'è solo il macinino all'antica, viene un po' più all'antica, il mortaio così chiamato, però deve rimanere con una grana, si deve sentire, certo, cioè dobbiamo gustare il prodotto che noi abbiamo messo dentro. E Angelo, lo zucchero a caldo o a freddo? No, zucchero a caldo. Oggi c'è qualche tendenza, qualcosa di utilizzare del glucosio, di utilizzare altri prodotti o altri prodotti già lavorati o semi lavorati, ma è zucchero a caldo. Appunto, dicevo prima, viene portato la percentuale di acqua e zucchero, dovrebbe essere utilizzato sempre un pendolino in rame, perché è un ottimo conduttore di calore. Noi
non possiamo, ovvio, insomma dobbiamo mirare in questi passaggi, dobbiamo fare un passettino indietro e lavorare ai prodotti che già sono di qualità. Il nostro territorio ci offre appunto il pistacchio delle nostre aree, zone limitrofi, Favara, Raffadali, che è veramente classificato oro verde, ma oro verde non bisogna, e questo discorso vale sia per l'Agnello Pasquale che per i grani antichi. Poco fa facevi riferimento a costi, le famiglie guardano anche i costi. Ma non bisogna mangiare grosse quantità, non bisogna consumare in esagerazione, ma mangiare bene e mangiare di qualità. Quanto tempo ci impiegherà Floriana Infantino per assemblarci un agnello? Floriana 10 minuti, 5 minuti? 5-6 minuti, 5, è già allora, realizzato. lo rimandiamo al prossimo giro, allora, la manipolazione. Volevo ritornare allora a Giusy per parlarci di questa marcia. Insomma, volete stancare, perché la Magna Via Francigena, insomma, da Palermo arrivare a noi sono 150 e forse più chilometri. No, quasi 180 km. 180 km, che cosa farete? Le marce forzate oppure no? O sarà una bella passeggiata, dai? Allora, no, sarà un vero e proprio cammino. Questo cammino nasce da una mia idea di voler accendere ancora più i riflettori proprio su questa nostra patologia, sull'invisibilità. Infatti proprio il sottotesto è il cammino sulla Magna Via Francigena per la fibromialgia, dove l'invisibile diventa visibile. Noi siamo stanchi di non essere considerati pazienti, abbiamo diritto a essere considerati tali, abbiamo diritto soprattutto alla cura. Ora, siccome in questo periodo, io lo chiamo un periodo un po' storico, perché noi ci stiamo muovendo come associazione sia a livello regionale, abbiamo attraverso un decreto assessoriale costituito un gruppo di lavoro tra associazioni, specialisti e appunto assessorato, per definire quali sono le linee guida per i pazienti, per la gestione dei pazienti fibromialgici, per costituire un registro regionale, per soprattutto aprire dei centri di riferimento. Come ho detto all'inizio, in Sicilia ce ne sono soltanto 2, uno al Bucchieri La Ferla e uno al Policlinico, quindi capite bene cosa significa tutta quanta la regione concentrata a Palermo, con una lista d'attesa impressionanti, quando invece dobbiamo assicurare al paziente attenzione, cura e soprattutto corretta diagnosi. E soprattutto anche a livello nazionale, noi siamo già arrivati all'Istituto Superiore di Sanità per avere un inserimento nell'EA, quindi avere un codice di esenzione, quindi ancor più accendere i riflettori su questo momento storico. Però un altro problema che è emerso, essendo io sul territorio, è quello che in questa zona, cioè questa parte proprio della Sicilia, a me arrivano tantissime chiamate da parte dei pazienti che sono soli, abbandonati a loro stessi, non hanno supporto, non hanno informazione, non hanno proprio reale aiuto anche da parte del personale sanitario, che io vorrei sensibilizzare. Noi come associazione ci siamo, vogliamo collaborare, vogliamo far partire delle realtà di aiuto e di supporto per questi pazienti che meritano di essere, come dire, di avere il giusto aiuto. Io conosco tanti pazienti che vengono a curarsi a Palermo e allora ho pensato di fare questo cammino, per sensibilizzare le istituzioni, l'opinione pubblica. Infatti io mi sto rivolgendo a 360 gradi. E oltre ad aver avuto il supporto da parte dell'Università degli Studi di Palermo come scuola di specializzazione della medicina dello sport, quindi noi alcuni pazienti che parteciperemo verremo anche studiati per capire un po' anche reazioni, e infatti avremo dei medici che ci seguiranno, monitoraggio continuo, assolutamente, quindi verrà fuori un risultato veramente importante e avremo anche il supporto psicologico durante il percorso per capire anche il livello, il limite di resilienza. E un'altra cosa importante appunto per questo cammino è che dove arriveremo, noi non solo arriveremo e ci andremo a riposare, lo faremo, però prima vorremmo incontrare la comunità, vorremmo incontrare i pazienti, vorremmo proprio incontrare la cittadinanza, il personale sanitario. Qui faccio un appello appunto ai vari comuni di accoglienza. Qui ho avuto il piacere già di incontrare l'assessore, di organizzare proprio degli incontri proprio per dare reale supporto, informazione proprio diretta ai pazienti. Come sarà allora questa marcia? Abbiamo detto 10 giorni, 9 giorni. Noi partiremo il 27 aprile da Palermo. Proprio davanti alla cattedrale di Palermo. Prima tappa sarà Santa Cristina Gela, però noi faremo un momento di sosta a Monreale, perché noi partiremo alle 7:30, quindi un orario un po' prestino. Allora arriveremo a Monreale all'incirca alle 10 e lì faremo proprio il vero momento
dove saremo tutti pazienti, volontari, sostenitori, proprio a manifestare questa nostra voglia di essere riconosciuti, di avere veramente il nostro diritto a essere considerati malati e soprattutto il giusto e corretto supporto alla patologia. Magari chi vuole contribuire, insomma, vuole anche darvi il suo supporto, si può inserire nelle varie tappe, sì, infatti, non è detto che si faccia tutta la no, via. infatti ci saranno appunto dei camminatori che lo faranno per intero, ma alcuni che si aggiungeranno a secondo, insomma, l'esigenza, quindi a una tappa piuttosto che un'altra. Per chiudersi il 5 maggio ad Agrigento. Noi arriveremo davanti alla cattedrale di Agrigento e quindi approfitto proprio di fare un appello di venirci a sostenere, soprattutto invito i pazienti o chi anche ha un sospetto di poter avere questa patologia, perché comunque saremo presenti lì con un banchettino, daremo informazioni, i contatti a cui rivolgersi, però soprattutto il mio obiettivo è quello di far sì che anche in questo territorio si possa costituire una realtà come quella di Palermo. Ora se ne è costituita piano piano una Siracusa, adesso a Enna, piano piano l'ASP di Enna ci sta dando un ottimo riscontro, una realtà che possa realmente aiutare il paziente fibromialgico. Io credo che, insomma, il piccolo contributo che la nostra televisione può dare può anche aiutarvi ad avere più voce, ma il grido più forte verso chi va indirizzato, giusto? Allora, il grido più forte in questo minuto va proprio all'istituzione, in assessorato, ma anche e soprattutto all'Istituto Superiore di Sanità, di veramente dare questa giusta riconoscenza alla patologia, dando un codice di esenzione. L'ha fatto tutto il mondo, perché non lo deve fare l'Italia. Vuol dire che ci sono le basi mediche sicure. Assolutamente. Noi come associazione abbiamo fornito, insieme alle società scientifiche, SIR, CREI, abbiamo fornito proprio documentazione scientifica ed è dimostrato che la patologia assolutamente esistente. Quello che noi chiediamo, perché ok che ci sia un codice di esenzione, ok che ci sia un percorso diagnostico terapeutico, ma quando in questo percorso diagnostico terapeutico la gestione della malattia deve andare a un medico di medicina generale e il medico di medicina generale si rifiuta anche di scrivere fibromialgia perché ritiene che non esiste, non stiamo aiutando il paziente. Certo. E soprattutto questa malattia, come dicevo all'inizio e ribadisco, molto spesso è invalidante, perché non soltanto da un punto di vista fisico, da un punto di vista anche mentale, perché con i problemi cognitivi, immaginate un'insegnante, oltre questo che comunque si cade in uno stato di depressione e quant'altro, e qui mi rivolgo ai pazienti: concentrate la vostra attenzione non sul dolore ma su altro, perché vi aiuta. Ma proprio materialmente, fisicamente, i problemi cognitivi, quindi come difficoltà a concentrarsi, memoria a breve termine, immaginate solo per questo un insegnante, uno studente oppure un autista di pullman affetto con dei crampi che non si può muovere, restano a casa. Quindi anche il supporto da parte della medicina legale, della medicina del lavoro. Noi siamo considerati ipocondriaci, siamo considerati che non vogliamo lavorare, assolutamente. Abbiamo invece realmente, noi non vogliamo essere invalidi, ma guardatemi, assolutamente non lo sono, però se c'è necessità, se c'è veramente bisogno, aiutare realmente il paziente. Purtroppo bene, lanciamo questo messaggio allora dall'assessorato, insomma, a tutti quelli che possono fare qualcosa. Il sistema, sì. Ritorniamo alla nostra marcia per ricordare Salvatore Capodicasa. C'è una piccola novità. C'è una piccola novità, proprio in diretta. Mentre andava in corso la trasmissione, il sindaco era a colloquio con il prefetto è la parte importante di questa manifestazione, perché è uno dei promotori, uno dei patrocinanti della manifestazione, perché praticamente venerdì è previsto venerdì 12 sono previsti una bella allerta meteo, ci sono previsti dei temporali. E quindi approfitto dell'occasione perché hanno concordato il prefetto e il sindaco di spostarla, la manifestazione, al 30 di maggio. Quindi non si annulla definitivamente, non si annulla completamente. 30 aprile.
30 aprile e verrà riproposta nella stessa forma con gli stessi contenuti. Cioè noi abbiamo dato l'annuncio a Target, ma poi anche nel prosieguo di quelle che sono le trasmissioni giornalistiche di TVA. Sì, lo comunicheremo anche noi alle scuole che hanno dato la loro adesione, lo comunicheremo all'associazione, perché c'erano anche tante associazioni che partecipavano alla manifestazione, c'erano il questore, c'erano le autorità militari, c'erano gli sindacati investiti a livello provinciale, cioè, praticamente era un bel gruppo di persone che dovevano partecipare, di personalità. Andiamo al 30 di aprile. Per quanto riguarda invece la manifestazione che faranno, la marcia che faranno loro, noi come istituzione siamo presenti, cioè praticamente abbiamo già mobilitato i nostri medici di famiglia, i nostri medici sono già pronti ad accogliere la manifestazione che loro faranno e sono pronti a dare il loro contributo, perché so che si stanno organizzando anche a livello medico, quindi so che parteciperanno tranquillamente a tutto ciò che loro faranno all'interno della nostra comunità, del nostro paese. Ci stiamo già preparando per la manipolazione del nostro Agnello Pasquale, ma proprio volevo dire a Nancy Mannino che la ricerca non è stata soltanto, diciamo, dal punto di vista della leggenda o della tradizione, ma siete andati anche a cercare i costumi, insomma, a renderli un po' più fedeli possibile, ecco. E anche qui abbiamo trovato molte persone disponibili ad aiutarci. Noi non abbiamo acquistato dei costumi, ma abbiamo utilizzato dei costumi rivisitandoli, girando dei negozietti così come i rigattieri dove vendevano delle cosine particolari, e nottetempo abbiamo anche cucito i nostri teli, le lenzuola che poi diventeranno scenografia, ci siamo improvvisate sartine. Una mia alunna mi ha detto: ma tu maestra sai anche cucire? Dico: anche quello all'occorrenza, questo si fa con passione. Vi impegna di più allora. Ritorniamo dall'altra parte allora, a Lillo, abbiamo già Floriana Infantino che sta facendo qualcosa, chi commenta? Antonio o Angelo? Lo facciamo in tandem, sì. Intanto breve battuta, sì. Andiamo direttamente sulla manipolazione. Un attimo, breve battuta sui Panarella con l'uovo, grazie al fornaio, al nostro amico di Punto Caldo Cicchino, perché come vedete è quel simbolo con le uova è un simbolo pasquale. Fermo un attimo, così facciamo vedere. Sì, così la chiudiamo. È un simbolo pasquale, come vedete, i panarella con l'uova fatta con la pasta di pane, perché durante il periodo quaresima non si mangiavano dolci, anche se poi si scopre che in altre realtà come il paesino gli Archi di Pasqua a San Biagio Platani viene fatto con la pasta frolla, poi viene decorato in diversi modi. È più dolce, questo è il pane normale. È un pane normale, non si vede dentro, ma il simbolo dell'uovo ovviamente è la rinascita, che rappresenta ed è collegata a quello che è il momento della resurrezione, ma non facciamo questa ricostruzione storica, ma voglio dire ha una radice ovviamente profonda e attecchita nella nostra cultura. Grazie Punto Caldo Cicchino, sicuramente fornito il pane. Andiamo alla che cosa sta facendo Floriana? Breve battuta e passo il microfono ad Angelo. Anche qui pasticceria Pasticcino con Floriana, i due tipi di agnello. Qui ne abbiamo soltanto quello cosiddetto in piedi, manca quello morto, quello coricato, si dice coricato, ma è morto, la simbologia vecchia era questo nel Vecchio Testamento. Poi noi siamo animalisti, il nostro agnello è dolce, non è un agnello animale, per fortuna. Ma diciamo che è quello un po' più datato. Assisteremo a questa manipolazione. Il pistacchio che loro adoperano è prettamente del territorio di Favara. Piccole sfumature. Prego. Vai Angelo, allora, che cosa sta facendo Floriana? Allora, tu vai direttamente su Floriana. Sta lavorando appunto due impasti. Forse meglio che togliamo quel piccolo cestino per il momento, ecco, poi glielo diamo dopo. Ecco. Vai così. Floriana nel frattempo lavora, i due impasti, ecco, vedete quella alle mandorle, all'interno lei ha modellato e appunto va modellata. Sta preparando riempire tutta il nostro salamone. Il salamone che va ora modellato nelle due parti, diciamo dalla parte più affilata che è quella che va a riempire la testa dell'agnello. E da questo io vorrei un po' ritorno un pochettino alla mia infanzia, dove noi tutti facevamo a lite con i miei fratelli per mangiare sempre la pancia dell'agnello, e poi ho capito perché c'era molto più pistacchio all'interno
E quindi ecco, vedete che Floriana La forma è in gesso, no? molto abile, sì, ma non è è un po' smaltata appunto per evitare, anche per motivi igienici, ma una garanzia in più viene foderata con la pellicola appunto ecco, per quindi diciamo, la pasta va direttamente nella pellicola e per garantire e facilitare anche facciamo vedere l'interno l'estrazione. prima, Floriana, prima di mettere cosa? Prima un po' di ecco farina così, veniva ecco qua, lavorata, vai, sì. vai, grazie Calogero, Veniva... vedete il calco insomma dell'agnello che è ecco, vedete. quello che ha preparato prima andrà lì dentro. Procediamo. Stavamo appunto dicendo il fatto che viene rivestita con un foglio di pellicola per diversi motivi, uno fra tutti è quello il motivo igienico, e sicuramente è un altro passaggio che è quello di estrarre in maniera perfetta l'agnellino. Allora, che va prima direttamente nella testa, allora. Vedete che si parte dalla parte diciamo più appuntita a riempire completamente la testa. Lei lo sta modellando, dando la forma appunto delle orecchie. Diamo tempo a Floriana che vada sicuro di quello che... Vedete che ha una forma completamente ripiena perché deve ricoprire l'altra metà dello stampo. Se poi magari lo alziamo un po', Floriana, così lo facciamo vedere a favore della telecamera, quello che ecco. il lavoro che hai fatto tu, ecco. È andato direttamente a coprire insomma l'incavo Già inizia a pigliare forma. E ci mettiamo cosa? La seconda metà adesso? La seconda metà che va a rivestire la parte diciamo schiena dell'agnello. Ecco. Antonio poco fa sottolineava il fatto dell'agnello morto, ma quello era un agnello fatto, Antonio correggimi se sbaglio, un agnello fatto tutto a mano, veniva modellato senza la forma, senza la forma, ecco, per cui già i nostri... Floriana ha pressato direttamente dentro la forma. Adesso togliamo la pellicola. Piccolo dettaglio nella lavorazione della pasta reale, nella pasta di mandorla, la manipolazione, ecco vedete qua che è uscito fuori. Abbiamo fatto un po' più veloce, insomma. Sì, acceleriamo i tempi. Noi la andiamo... lavorazione normale, ora richiede lo gira a camera. Un po' più di attenzione per venire più bello. Acceleriamo. Ecco qua. Piccolo inciso mentre... Prego, il microfono Antonio. Negli anni, Giuseppe, noi ormai, almeno io, sono un po' datato. Floria, quanti anni hai? 30, è giovane, passaggio di consegne, quindi la tradizione a Favara, che è molto bello questo, perché lei ci sta lavorando, spesso li sottovalutiamo. Io ho intervistato persone di 87 anni e mi raccontavano della loro nonna, e quindi con una informazione diretta. Pensate un po' quanti anni che esiste questa nostra tradizione. Adesso Floriana lo fa anche per lavoro, quindi c'è un movimento continuo e quindi la tradizione nella continuità è anche con un abbraccio ai giovani. E dobbiamo dare anche un viso un pochettino più, dobbiamo più presente, no? far sorridere il nostro agnello, apprende diverse fisionomie, a volte si vede che è femminuccia, si vede con maschietto, dipende anche dalla un po' più sorridente o meno, un po' triste. Comunque vedete che ovvio sta usando dei colori alimentari con dei pennelli veri e propri, veramente sottili, perché devono solo arricchire quello che è già l'agnello è bello di suo. Mi ricordo qualcosa con gli occhi del chicco di caffè, Angelo. Altro che, anche col chiodo di garofano a volte in mancanza del chicco di caffè, per cui il chicco di caffè è messo là al posto dell'occhio e veniva inversato. Si dipinge tutta la testa, tutto il viso, o solo occhi? No, solo occhi, un pochettino le orecchie, a definire le orecchie e il musetto. Questo già prende una fisionomia femminile, per cui abbiamo... E adesso invece? Adesso va ad arricciare. S'accaproccia per fare cosa? Perché utilizza la stessa pasta ammorbidita, stessa pasta di mandorla ammorbidita, va a fare l'effetto lana. Ecco, l'effetto lana, guardate come si va arricchendo. E questo è anche il cambiamento dei tempi, è cambiato quello con la glassa sugo, zucchero a velo e acqua. Quello bianco, insomma. Quello bianco, più, tradizionale, un po', è quello che si faceva sempre. Un suo motivo di esistere. E dava anche garanzie, veniva garantiva la conservazione dell'agnello, per cui la glassa messa su andava a coprire completamente tutti i fori, l'area presente, e quindi sigillava l'agnellino. Durava un po' di più allora? Durava un po' di più, sì, certo.
perché c'era possibilità di poterlo consumare. Già abbiamo parlato prima che... No, qua non c'è bisogno, mettiamo la glassa e lo consumiamo subito. Quindi devo dire... gli ospiti sono d'accordo, insomma. Ma il consiglio è quello, è ovvio, come potete vedere l'effetto lana è dato con la stessa pasta ammorbidita, quindi bisogna lasciarlo qualche giorno per farlo asciugare un pochettino. Viene arricciato tutto il microfono, Antonio, non ricordo. Continua mentre finiscono i decori. Un consiglio: quando mangiate questo prodotto non portatelo subito nella bocca, guardatelo. Ogni pasticceria ha una sua personalità con l'agnello, sia nella dose e sia nei prodotti adoperati. La ricetta più antica metteva un pizzico di mandorla amara. Angelo poco fa faceva riferimento alla grana. Anche lì, passatela sotto il palato, cercate di gustarla quando arriva in bocca, ma prima guardatela, aprite, annusate, perché il pistacchio e la mandorla emanano dei profumi. Eccolo qua, e ecco qua, l'agnello è pronto. Dillo direttamente sul nostro... Dopo questo primo assaggio sensoriale poi si può gustare. Floriana è stata bravissima, velocissima, per cui velocissimo, direi che vanno fatti i complimenti in diretta. Un po' più tempo ci mettiamo, no? Super giù, insomma, ecco. Super giù è questo, un attimino in più per salutare gli amici del pasticcino che sicuramente sono sintonizzati sulla nostra emittente per vedere questa bella opera. Bravo Floriana. Bene, bravo. E ridendo e scherzando, insomma, già questa sera abbiamo anche la cena, c'è il pane con panaretto, c'è l'uovo, c'è anche il dolce, quindi siamo pronti. Bene, spero che avete trascorso, insomma, la nostra canonica ora, forse qualche minuto in più. Abbiamo fatto vedere delle piccole, belle e grandi realtà del nostro territorio. Forse per gli argomenti che abbiamo trattato magari c'era bisogno di più tempo, di approfondire, però insomma target è anche questo, no? Basta lanciare il messaggio, dire di cosa si tratta e poi magari gli approfondimenti a dopo. E ci avviamo ai saluti, signore, un po' più velocemente perché l'agnello e il pane ci aspettano, niente dovete dire, lo mangiamo, ve lo garantiamo che ce lo mangiamo. Allora, naturalmente nel salutare, lo dico magari agli ospiti che non sono mai venuti in trasmissione, io non vi inviterò a dire solo grazie, buonasera, arrivederci, sarebbe troppo riduttivo, giusto? Dovete farlo in maniera un po' più convinta, no? Magari se ci riuscite facendo una citazione, una frase, un buon proposito, insomma, un qualcosa che caratterizza anche l'attività o comunque le iniziative per le quali vi abbiamo chiamato qui a essere con Target, e naturalmente il nostro bicchiere, anche se qui manca, è sempre mezzo pieno, quindi noi lo vediamo così. Con Floriana Infantino naturalmente ringraziamo il pasticcino, grazie, tante prelibatezze Floriana, non solo Agnello Pasquale, insomma c'è un po' di tutto. Ci sono tante altre cose, sì. Anche voi fate l'uovo? Sì, certo. Bene. E poi tantissimi dolci, che il pasticcino è rinomatissimo, lo ringraziamo sempre della collaborazione. Grazie al docente chef Angelo Trupia, vicepresidente Associazione Cuochi Agrigento Salvatore Schifano. Grazie a voi, una buona serata a tutti. Noi un auspicio è quello che l'Associazione Cuochi Agrigento, siamo già in tanti, vogliamo essere di più, per cui questo è il nostro auspicio, vi aspettiamo, siamo sempre a disposizione. E ritorno a dire, sarò ripetitivo, è quello di dire mangiamo bene, cuciniamo bene, utilizziamo i nostri prodotti, il nostro territorio che ci dà tanto. Grazie a Antonio Moscato, presidente della Proloco Castello Favara. Grazie a voi, grazie sempre a TVA, Giuseppe, un augurio per i telespettatori. Sì, sfruttiamo ogni giorno per ignorare di meno, questa è la mia massima, è un'occasione, si può crescere finché siamo qui su questa piccola giostra, no? Un solo giro da vita, sfruttiamolo, ogni giorno possiamo migliorare noi e gli altri, grazie. Grazie a Giussi Fabio, referente siciliana dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgiche. Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità. Io vi invito ancora una volta, venite il 5 maggio qui ad Agrigento, noi verremo con i nostri piedi a portare informazione, a portare anche una speranza a chi sta soffrendo, è solo e non è compreso. Grazie a Salvatore Capodicasa, assessore al comune di Joppolo Giancarsi. Sì, grazie a voi e buona serata a tutti i telespettatori. Ringraziamo TVA perché è stata sempre molto vicina alla nostra comunità, è stata sempre presente in tutte le nostre iniziative.
solo l'annuncio per il 30 di aprile di essere tutti presenti alla marcia per ricordare le vittime della mafia. Grazie a Nenzi Mannino dell'associazione L'Uno completa l'altro e il loro Colapesce. Un grazie a voi per lo spazio che ci avete offerto e naturalmente vi invitiamo sabato 13 alle 20:30 al Teatro Salone San Francesco e che dire, Colapesce nel nostro animo, i siciliani sono sempre pronti a sacrificarsi. Grazie a Lillo Montaperto e anche bravo per aver avuto l'intuizione di formare questa bella realtà dedicata al teatro, l'uno completa l'altro. Allora appunto, con l'auspicio che l'uno deve completare l'altro affinché ognuno possiamo dare un apporto migliore qualitativamente in termini non solo di alimentazione, che sicuramente non manca in termini di bontà e di buone diciamo, ma sostanzialmente l'alimentazione dell'uomo che fa parte non solo dal punto di vista fisico ma mentale e culturale e soprattutto spirituale. E appunto l'uno completa l'altro, noi siamo disponibili anche con l'associazione per la fibromialgia, perché per la professione che espleto, lo voglio dire pubblicamente, sono disponibile ad eventuali anche sinergie da completare l'uno con l'altro. Grazie. Bene, grazie anche, come diceva Antonio, al Punto Caldo Cicchidru per il pane e i panareddi, grazie al pasticcino per l'agnello pasquale, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche per questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti. A mio mi ci viene, sta facendo una risa.